Dove trovare l'olio miracoloso di Saint Charbel? Salve a tutti carissimi, oggi voglio parlarvi di Saint Charbel, detto anche il padre Pio del Libano, è vissuto tra il 1828 ed il 1898. Saint Charbel apparteneva all'ordine libanese maronita. La sua tomba si trova proprio nel monastero di San Marone ad Annaia, nel Libano, ed ha condotto una vita all'insegna della preghiera, dell'umile lavoro dei campi, della contemplazione, della adorazione del Santissimo Sacramento. Insomma una vita attiva per quanto riguardava la laboriosità quotidiana nell'umile lavoro dei campi, ma anche contemplativa. È molto importante la figura di questo santo perché Saint Charbel nel corso della sua vita era noto per il suo grande carisma, per i suoi doni soprannaturali, e dopo la sua morte ci sono stati moltissimi miracoli che sono avvenuti per sua intercessione anche nei pressi della sua tomba. In particolare, ecco, quello che desta un grandissimo interesse è proprio la tomba di Saint Charbel, perché il suo corpo risulta tuttora perfettamente conservato, non presenta assolutamente alcun segno di decomposizione e, è un corpo che, emana un meraviglioso aroma e un fluido, di origine sconosciuta, che, sembra essere una miscela di plasma e di sangue. Questo fluido, continua a fuoriuscire dal giorno della morte di Saint Charbel, proprio dal corpo di questo grande santo, ed è un grande segno del potere guaritore di Cristo. Saint Charbel, quindi, dopo che, la sua tomba che, si trova appunto nel, monastero maronita di Annaia in Libano, il corpo di Saint Charbel è stato, deterso, è stato sottoposto a tutta una serie di, accertamenti e, ancora adesso, deve essere, in qualche modo, in continuazione deterso, e le sue vesti devono essere lavate proprio perché questa fuoriuscita di liquido continua ininterrottamente. Ora che cosa è successo? Che si sta verificando che ancora adesso questa fuoriuscita di liquido da parte della tomba del santo che si trova nella tomba e di coloro che ci si trovano a pregare davanti, sta provocando tutta una serie di miracoli, in particolare legati questi miracoli ad un olio benedetto. Vediamo adesso un po' qual è la vicenda dell'olio benedetto di Saint Charbel. Saint Charbel, lo ricordiamo, durante tutta la sua vita ha lavorato nei campi, quindi ha fatto un lavoro molto faticoso, molto umile. E una sera, nel ritornare, nella sua cella, chiese al responsabile del monastero maronita un po' di olio per la sua lucerna, perché era sua intenzione pregare, nella sua cella prima dell'ufficio notturno. Il responsabile, tuttavia, per obbedienza al superiore che aveva chiesto ai monaci di non usare, l'olio la sera dopo cena in segno di povertà, riempì, la lucerna di acqua al posto di metterci dell'olio.
Saint Charbel non era assolutamente al corrente di questa disposizione che era stata impartita dal superiore, perché si trovava in quel momento a lavorare nei campi, e quindi Saint Charbel prese questa lanterna, questa lucerna, la portò nella sua cella credendo che vi fosse dell'olio, e la accese ed iniziò la preghiera. Questa lucerna miracolosamente si accese, nonostante al suo interno ci fosse acqua e non olio. Il superiore, vedendo la luce accesa nella camera di Saint Charbel, andò da lui e gli chiese: "Perché la tua lucerna è accesa?" E Saint Charbel rispose: "Perdonami per amore di Cristo." Ed ecco che il superiore si rivolse al responsabile della cucina, il quale confermò di aver messo nella lanterna dell'acqua e non dell'olio, e quindi non si sapeva assolutamente spiegare come avesse potuto quella lucerna accendersi. Il superiore dunque decise di verificare il contenuto di questa lanterna, ne versò a terra il contenuto e vide che era in effetti acqua, e allora si inginocchiò davanti a Saint Charbel per chiedergli perdono. E da quel momento l'olio di Saint Charbel è diventato una fonte di pace interiore e di guarigione fisica per tutti coloro che credono nella potenza di Dio tramite i suoi santi. Ora, l'olio di Saint Charbel è un flaconcino di olio benedetto dai monaci presso la tomba del santo, che si trova in Libano. Bisogna, precisare una cosa: che l'olio che è contenuto in questo flaconcino non è la miscela di plasma e di sangue che fuoriesce, dalla tomba di Saint Charbel, ma è semplicemente un olio normale che è stato però benedetto vicino alla tomba, presso la tomba di questo santo, che appunto si trova in Libano, nel monastero maronita di Annaia. Questa bottiglietta di olio, per chi la desidera, ne fa richiesta, viene messa in una bustina con un po' di incenso in segno di venerazione verso il santo. E tra i grani dell'incenso viene posta una reliquia, che consiste in un piccolo pezzo di stoffa benedetta. Si tratta di un pezzetto delle vesti liturgiche che sono state tenute sotto il corpo del santo per anni e che oggi vengono distribuite in piccoli pezzetti come benedizioni. Sia con l'olio che con la reliquia ci si può fare un segno della croce sulla fronte o su un punto del corpo dove si sente il dolore. Oppure si può mettere una goccia dell'olio in un bicchiere di acqua, oppure mescolare quest'olio con il cibo per permettere alla benedizione di entrare materialmente all'interno del corpo. So che coloro che qui in Italia distribuiscono quest'olio di Saint Charbel insieme alla piccola reliquia di pezzetto di stoffa benedetta, insieme ad una bustina con un po' di incenso, coloro che possiedono queste, insomma, distribuiscono questo olio benedetto insieme a quest'altri elementi, sono i padri maroniti di Roma, a cui uno si può rivolgere, magari ecco, fa anche loro una piccola offerta, insomma l'offerta che uno a loro si sente di fare, perché so che loro lo danno gratuitamente questo olio, però insomma chi volesse può anche insomma aiutarli, in modo che possano essere sempre più persone ad essere raggiunte da questa grandissima benedizione. E poi c'è una preghiera da recitare una volta che voi, rivolgendovi appunto a questi padri maroniti, verrete in possesso di quest'olio benedetto. C'è poi una preghiera da recitare prima di imporre l'olio, di
porre l'olio insomma sulla parte dolorante, eccetera, eccetera, e bisogna recitare delle preghiere, fare un segno della croce con questo olio. E però ecco, bisogna specificare una cosa, che il ricorso all'olio benedetto di Saint Charbel deve essere comunque, non deve in qualche modo prescindere dal consultare i medici. I medici vanno comunque sempre consultati quando si è ammalati, vanno seguite tutte le terapie mediche, e diciamo che le preghiere, questi oli benedetti, adesso possono essere un aiuto in più, però bisogna sempre dare la precedenza alla medicina tradizionale e alle cure tradizionali, ai consigli e alle prescrizioni dei medici. Bene, allora vi riporto in descrizione la preghiera da recitare una volta venuti in possesso insomma dell'olio di Saint Charbel, per chiedere la guarigione a Saint Charbel attraverso quest'olio. Vi raccomando sempre di cercare di vivere santamente, di confessarvi, di partecipare alla Santa Messa, di compiere adorazioni eucaristiche, di pregare il Santo Rosario, quindi perché è necessario accostarsi appunto sempre a questi strumenti per la nostra guarigione fisica e spirituale, in grazia di Dio. Quindi mi raccomando, non trascurate mai la Santa Confessione, la Santa Messa ed i sacramenti. Bene, vi possano giungere le benedizioni di Saint Charbel e la benedizione dei Sacri Cuori di Gesù, di Maria e di Giuseppe, e possiate ottenere la guarigione tanto sperata, tanto agoniata. Alla prossima, carissimi, grazie infinite.